Oggi siamo in compagnia di Mitia in un posto splendido che è un inno alla nostra Italia. Buongiorno, benvenuti. Grazie. Questo posto si chiama La Subida e La Subida è un resort. Sì? Cominciamo subito col chiederti da cosa nasce l'idea di un resort. Nasce dall'idea dei miei genitori di soddisfare un'esigenza e poi un passetto alla volta di crescere e di continuare a tenere viva questa esigenza e questa passione per chi viene a trovarci. La Subida è una piccola impresa a tutti gli effetti, un'impresa a conduzione familiare. Sì. Tu sei giovanissimo. Cosa significa oggi per un giovane fare impresa in Italia? Beh, è una domanda sicuramente molto difficile. Noi siamo fortunati da una parte a essere ancora una famiglia e a tenere tutto molto legato a noi, e dall'altra parte però ci sono tutti gli svantaggi di questo essere, e quindi il fatto di convivere con non solo la tua famiglia ma anche i tuoi collaboratori, il fatto di scontrarti con loro inevitabilmente nel bene e nel male. Siamo in un ambiente che di per sé è una metafora anche di una concezione che è molto più ampia, che spazia appunto dal living fino alla cucina, un concetto di tradizione, quindi di tutela della natura, di tutela del territorio friulano che è unico e splendido, e di innovazione, di design. Com'è possibile dal tuo punto di vista che tradizione e innovazione possano convivere senza che vengano profanate l'una con l'altra? C'è bisogno di una buona apertura mentale da parte di chi la interpreta. Credo che la tradizione, nel nostro credo, la tradizione è fondamentale. Una delle regole della Subida è mantenere in qualsiasi cosa facciamo, partendo dai piatti a proposte, a offerte o a nuove creazioni, mantenere in tutte queste cose un legame col nostro territorio e con la nostra tradizione. La Subida trae la sua unicità proprio dal collocarsi in una terra di mezzo, in una terra di confine, tra la pianura slovena e la montagna danubiana, in qualche modo. Come credi che questa commistione di culture, di territorio possa aver arricchito la Subida e abbia contribuito a renderla effettivamente un ambiente unico? Credo che lo scambio culturale sia un qualcosa di veramente importante e sia una delle caratteristiche che rende questa zona o zone di confine così uniche e irripetibili, sia a livello di offerta, sia anche a livello di apertura, perché trovo che personalità che crescano o nascano in ambienti dove non ci siano dei limiti così inquadrati siano poi nel futuro più aperte a nuove esperienze. Due dei punti di forza da un punto di vista gastronomico della Subida sono sicuramente il vino, di cui tu hai creato appunto un'etichetta tutta tua, e l'aceto. Due prodotti che in qualche modo necessitano dei ritmi lenti, di tante cure, di tante attenzioni, di una crescita molto slow in qualche modo. Come pensi che questo ritorno ai ritmi lenti possa convivere con la vita frenetica dell'attualità? Il slow penso sia un punto importante nella caratterizzazione di prodotti di nicchia. Quindi è normale che l'aceto industriale venga fatto in una giornata e costi 2 euro al litro, ma se vogliamo un aceto vero abbiamo bisogno di aspettarlo e di lasciare che la natura faccia il suo corso, e quindi abbiamo bisogno, per esempio nel caso dell'aceto, di avere almeno un anno di affinamento. Il tempo è uno dei fattori che rende poi questi prodotti così unici. Nel vostro sito si legge: sarete graditi ospiti di una dozzina di appartamenti. C'è un campo da tennis, un parco giochi, un maneggio con un bel gruppo di cavalli e così via, che riempiranno il vostro tempo libero. Cosa significa riempire il tempo libero? Ci stiamo rendendo conto che riempire il tempo libero a volte vuol dire molto ma nulla. Più e più persone abbiano bisogno semplicemente di una sedia in mezzo al bosco e magari un libro da leggere, e quindi ci stiamo rendendo conto come l'idea di un qualcosa di semplice e di essenziale sia in realtà
più efficace che non la grande insegna e la grande attrattività. Alla Subida c'è una trattoria e un'osteria. Una trattoria al Cacciatore che propone una cucina di gran qualità che è stata addirittura insignita del premio Michelin. Ma cosa significa fare dei piatti gourmet nel rispetto della tradizione in qualche modo? Per quanto riguarda il nostro ristorante, che appunto si chiama Trattoria al Cacciatore, è sempre stato un cardine il fatto di mantenere viva la tradizione. Quindi per l'ospite che viene alla Subida ci saranno sempre delle ricette che resteranno uguali e che sono sempre rimaste uguali. Quindi mia nonna faceva lo stinco di vitello al forno e mio padre ha fatto lo stinco per tutta la sua vita e io farò lo stinco per tutta la mia vita in quel modo. Tu sei giovane, ripeto, secondo te quanto è fondamentale in generale per fare impresa, ma anche per rendere appetibile un posto immerso nella natura come questo, digitalizzarsi e utilizzare tutti i mezzi di comunicazione del web? Ho un parere discordante su questo, nel senso che una parte di me dice che il futuro passerà per forza attraverso la digitalizzazione e quindi per me è indispensabile presentare la Subida all'ospite che viene a trovarmi con delle immagini, quello che può trovare sulla proprietà. Dall'altra parte però trovo anche molto affascinante il fatto di scoprire questi angoli da solo, dicendogli vada a farsi una passeggiata all'interno della nostra proprietà, scopra dov'è il nido, dov'è il fienile, dove può fare la vasca in mezzo alle felci, certo. Perché dà quel pizzico di romanticismo e di peculiarità più unica. Per il turista che vuole scoprire questo angolo di paradiso c'è a disposizione un elemento un po' meno naturale del solito che è la Vespa, una Vespa gialla. Gialla, sì. Non a caso la Vespa, che è un simbolo molto forte dell'italianità. Come mai avete scelto la Vespa? L'idea della Vespa nasce nel dicembre del 2006, quando il confine tra l'Italia e Slovenia viene a cadere, e per festeggiare questo avvenimento due famiglie, la nostra e un'altra, decidono di pitturare due vespe di giallo e si presenta sul confine con una vespa con scritto Coglio, che è il nome della regione vinicola dove siamo in Italia, e sull'altra vespa scritto Brda, che è il fratello sloveno del Coglio. Okay. E quindi si festeggia questa unione attraverso le vespe gialle. E poco dopo tutta una serie di altre famiglie decidono pian piano di volersi equipaggiare di altre vespe gialle che diventano un grande gruppo, ce ne sono una settantina, e queste vespe possono essere private, quindi molto legate alla personalità del proprietario, oppure date a disposizione agli ospiti e ai turisti che vogliono visitare le nostre colline senza fare fatica. Ultima domanda. Se dovessi chiudere gli occhi ed immaginare di essere in un posto, in questo momento, dove saresti? Credo sceglierei un bel bosco isolato, tranquillo, con la mia compagna, a godermi il momento. Quindi praticamente qua. Sì, forse sì. Ok, abbiamo finito per oggi, ringraziamo Mitya e alla prossima puntata. Grazie a voi.